Comitel ricerca un programmatore per ampliamento organico. Luogo di lavoro Pordenone. Titolo di studio in ambito informatico. Buona conoscenza gestione database. Dimestichezza con linguaggi di programmazione, in particolare linguaggio C, Java, JavaScript, PHP. Per candidature inviare curriculum a info@mediatriveneto.com oppure telefonare allo 0434 31 63 25. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto per quanto riguarda questa prima edizione mattutina del nostro audio video giornale. Dunque andiamo a vedere le ultimissime. Macabra scoperta in un alloggio di via Dalviano a Trieste. Il corpo senza vita in avanzato stato di mummificazione ritrovato all'interno di un appartamento. Dopo il nulla osta la salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale cittadino dove si attende il via libera per l'autopsia per chiarire le dinamiche del decesso. Sgradita sorpresa invece per i titolari di un esercizio commerciale di Tolmezzo, dal fondo cassa spariti 3.000 euro in contanti. Sul posto i carabinieri per le indagini, sotto osservazione anche le immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza poste all'interno e all'esterno del locale. Stato di emergenza siccità, le parole dell'assessore regionale Stefano Zanier. Andiamo a sentirlo. Assessore Zanier, oggi in giunta sono stati affrontati gli emendamenti alla finanziaria e 18 milioni per quanto riguarda l'efficientamento idrico. Nella realtà più che di 18 milioni per l'efficientamento idrico parlerei proprio di 18 milioni destinati a realizzare nuove opere anche di raccolta delle acque proprio per far fronte a queste situazioni che sempre più spesso coinvolgono il nostro territorio dove la risorsa idrica non è disponibile, mentre erano già stati stanziati e già passati in commissione 5 milioni che andavano proprio per il puro efficientamento sui capitoli ordinari dei consorzi. Questa volta si è inteso andare oltre e finanziare un piano straordinario che renda disponibile in modo strutturale e duraturo la risorsa idrica e consenta al sistema dei nostri consorzi di andare a realizzare nuove opere che possano sopperire a quella deficienza di raccolta delle acque che oggi diventa sempre più evidente a tutti. Un altro provvedimento che guarda al futuro, quindi? Un provvedimento che guarda al futuro ma in modo strutturale, abbinato anche al fondo di rotazione per le progettazioni dove abbiamo ampliato le casistiche che possono essere oggetto di finanziamento proprio per intervenire anche sulle nuove opere, dà una visione strutturale dell'intervento che in prospettiva potrà continuare sempre di più ad incrementare quella possibilità di utilizzo di risorsa idrica che viene raccolta nei momenti in cui è disponibile e utilizzata quando scarseggia. Cambiamo completamente argomento. Il direttore generale della prevenzione sanitaria Giovanni Rezza fa il punto sull'andamento epidemiologico della nuova variante Omicron 5 e sull'importanza della vaccinazione soprattutto per anziani e fragili. La sua dichiarazione che ci è appena giunta. Anche a causa della rapida diffusione della nuova variante Omicron 5 il numero di casi di Covid-19 sta rapidamente crescendo in tutta Europa. E in Francia sono stati segnalati più di 200.000 casi in un giorno. Anche in Italia l'incidenza di Covid-19 sta rapidamente aumentando, però la pressione sulle strutture ospedaliere resta relativamente bassa, sia grazie al potenziamento delle strutture sanitarie che c'è stato in questi anni che al successo della campagna vaccinale. Il Ministero della Salute, insieme all'Istituto Superiore di Sanità e alle Regioni, sta attentamente monitorando l'andamento epidemiologico nel nostro Paese e è bene ricordare alcune misure di attenzione che bisogna comunque sia mantenere. Innanzitutto, soprattutto in occasione di grandi aggregazioni, è bene avere dei comportamenti che siano ispirati alla massima prudenza e soprattutto è importante effettuare la seconda dose booster nelle persone più fragili o più anziane. Bene, con questo è tutto, grazie per la visione all'ascolto, ulteriori news sul nostro sito friulitv.net, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana?
Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.